Noi dobbiamo in Veneto investire molto di più per quanto riguarda la salute mentale, perché di fatto contano anche gli investimenti economici. Questo ci permetterebbe magari di avere più risorse sotto l'aspetto del personale, sull'aspetto delle accoglienze e creare anche dei nuovi reparti per quanto riguarda l'età adolescenziale. Cosa intendo? Intendo che grazie anche, credo, insomma, alle battaglie di tutti, abbiamo comunque attivato negli ultimi mesi 30 posti di neuropsichiatria infantile ed è importantissimo in applicazione delle schede del 2019. Ora crediamo importante creare degli spazi per adolescenti, perché l'adolescenza dura fino a 25 anni, ormai 26-27, e quindi creare degli spazi anche per loro, in modo tale che in caso di esordi, in caso di necessità, non vengano ricoverati nei reparti per adulti, ma che vengano trattati in modo diverso. Perché? Perché noi puntiamo a quello che comunque la Regione ha scritto, ma va applicato a una psichiatria di comunità. E comunità significa prendere in carico la persona e rimetterla in società, cercando di dare tutti i servizi subito necessari, in modo tale che non si cronicizzi la malattia. Lo Stato è uno Stato abbastanza particolare, nel senso che è un tema, quello della salute mentale, che deve assolutamente essere affrontato con misure organiche importanti, ma che al momento vede un gap importante tra quelli che sono i bisogni e quelle che sono le risorse messe a terra per gestirli. Abbiamo in questo momento, e l'abbiamo visto bene dopo il Covid, un'enorme crescita del fabbisogno di salute mentale. Lo vediamo da tutta una serie di indicatori, dalle liste d'attesa nei servizi, alle richieste ad esempio per il bonus psicologo, che solo per dare un dato eclatante ha ricevuto quasi mezzo milione di richieste a fronte di risorse sufficienti solo per 40.000 persone in Italia. Quindi c'è un gap tra quelle che sono le risorse che il sistema paese mette a terra e quello che è il bisogno dei cittadini. Chiedere più risorse e metterle giù in maniera attenta, efficace e efficiente, in maniera strutturale, perché l'Italia sul tema della salute mentale è in generale un paese in cui spesso si fanno iniziative spot, ma manca una programmazione seria e strutturata. Do solo un dato che fa capire questo gap. In Italia abbiamo una media di 5 psicologi assunti nei servizi di salute mentale ogni 100.000 abitanti. La media europea è di 20 psicologi ogni 100.000 abitanti, quindi siamo un quarto di quelle che sarebbero le risorse strutturali necessarie. È una situazione difficile. È una situazione difficile perché di fatto c'è una diminuzione nelle strutture, c'è un finanziamento che è fra i più bassi in Italia e c'è una grossa difficoltà nell'ambito del personale e non soltanto nell'ambito dei psichiatri che sono merce rara ormai, ma un po' di tutto il personale, per cui i servizi sono veramente in grossa difficoltà. Soluzioni? Investire di più a livello economico e a livello di progettazione, quindi portare una psichiatria che sia un po' al passo con i tempi. E ci sono regioni che investono di più e che comunque hanno degli aspetti di programmazione un attimo più avanzata, però la situazione di difficoltà è una situazione generale nell'ambito dell'Italia. Diciamo che nell'ambito di questa difficoltà il Veneto spicca però per un investimento decisamente basso.